Pronto, buongiorno, sono Totò Galante, parlo con l'ingegnere dell'ENI? No, sì, di specifico volevo parlare con quello che ha l'assessorato ai bonifici. L'assessorato dei bonifici, sì, di tutti la... Grazie, grazie. Qua siamo sotto la matrice, vediamo chi è questo signore che stanno fotografando tutti, vedete, ci sono... Buongiorno, mi scusi, siccome vedo che la fotografano tutti, posso chiedere chi è lei? E non sono neanche un bel ragazzo, pensi lei? Ma no, che c'entra? Magari qualche cosa che non funziona. Sentivo l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca della regione siciliana. Stavo dicendo un'altra cosa. Lei invece con questa bella telecamera chi è? Io sono Totò Galanti, sono famoso solo a Gela. Un nome è una garanzia. Video amatore, presumo. Sì, sì. Bene. Ogni tanto qualcosa in televisione. Bene. Cosa lei è venuto a vedere o sa tutto? Quelli che lavorano sono gli altri. Io ho il privilegio di venire a vedere e in questo caso a fare i complimenti a Coldiretti per questa bellissima iniziativa, questa bella manifestazione che lancia, apre la strada lungo ciò che dobbiamo fare. Vabbè, ma già sostenibilità, qualità alimentare, buon cibo, soprattutto buon cibo siciliano e tutto siciliano. Si vede che è tutta un'altra storia negli anni precedenti. Grazie dell'esclusiva, mi ha dato l'esclusiva. Un vero piacere. Bella questa cosa, Sì, una bella manifestazione. Un saluto ai gelesi. Ma c'è l'ENI pure che ha fatto maggiormente questa cosa. È tutta un'altra storia in confronto a chi hanno fatto questa si vede che tutta è una cosa bella, fatta bene, fatta con criterio. Buono, mi fa piacere che piace anche a lei. Sì, grazie, ciao. Ciao ragazzo, sei maggiorenne? Ti posso intervistare? No, non mi va, sto lavorando. Va bene, tranquillo allora. Ciao ragazzi, siete maggiorenni? Vi posso intervistare? No. Come no? Parliamo di questi. Maggiorenne? Dai, vieni. Che cos'è? Cosa sta avvenendo adesso? Come non? Anche lei sta dicendo? Lei è maggiorenne, può parlare, no? Me la fa un'intervista? No, si stanno divertendo gli agrigentini. Agrigentini? Come si dice? O girgentini? Agrigentini. O girgentano. Com'è? E Gela, a parte ti piace il sole di Gela? Mi sto scaldando troppo. No, perché a Gela quando c'è allerta meteo potete venire. Tu minorenne, allontano. Maria, censuriamo, censuriamo. Allora, vuoi fare un'intervista? Però sei minorenne, ti devo censurare. Com'è? Cosa ne pensi di questa manifestazione del cibo? Come, sei d'accordo? Sì. Sei d'accordo? Sei favorevole al mangiare? Una risposta buona. I viveri, ci sono i viveri e anche i mangeri. Ecco, sì. Anche i mangeri, vero? I merendivori ci sono. Va bene, raga, mi state circondando, mi state facendo spaventare, raga. Tutti i minorenni, lì, aspetta che li censuro, minchia. Aspetta, come cazzo fa? L'unico nome censurato io sarò. Va bene. Arrivederci. Va bene, ragazzi, se no il professore vi boccia. Ciao. Totò Galanti cerca. Aspetta. YouTube anonimo. Yes, questo è uno dei video. Cliccalo che E poi c'è il canale. Per Gela è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Mi censuri, Ti ho censurato, visto te, ti censuro. Ciao. Buonasera ingegnere. Buonasera, senta, sono Totò Galanti. Siccome ho visto che i media locali non vi hanno cacato molto, diciamo, oggi, manco ieri, cioè, non lo so se domani poi viene. Mi sono permesso, diciamo, di fare io un servizio, diciamo, per voi, per promuovervi questa cosa circolatur. Allora, noi abbiamo formaggi di pecora e formaggi di mucca. Di mucca. Venite da? Terriesi. Va bene, le mucche sono vostre? Sì, perfetti. Noi produciamo mandorle. Mandorle? Sì, mandorleti, sì, mandorle e poi facciamo anche trasformanti, facciamo quindi i dolci di mandorla oppure mandorle tostate, salate. Va bene, tutto a base di mandorla. Tutto a base di mandorla. Perfetto, vedo.
Siamo di Sommatino. Di Sommatino, eh? Noi produciamo i nostri formaggi caprini, Caprini. sia morbidi che stagionali. Scusa, un pezzettino me lo può far assaggiare? Quello caprino morbido? Sarà Felice Sgarbi con le capre. Infatti da quella intervista in poi quasi volevo togliermi le capre. Le capre, mamma mia, minchia, ma qua vedo miele, già. Noi produciamo il melograno, il Wonderful. Melograno Wonderful. Wonderful. E che sarebbe melograno? Il tipo di miele? No, è proprio il melograno. Ah, il melograno. Ah, no. Il melograno. Ho capito. Frutta e cocco. Ah, eccolo. Va bene. Venite da Serra di Falco. Serra di Falco. Te vedo fungi. Io sono un'azienda Gaetano Paladino, mi chiamo, sono di Caltanissetta, io produco funghi in serra. Funghi in serra. Da 2 anni che faccio questa produzione, sto facendo un progetto con la Comunità Europea Insediamento Giovani sull'agricoltura. Però nel frattempo ho attivato già l'azienda, faccio il fresco e poi trasformo, faccio i funghi sott'olio con olio di oliva extravergine. Ho capito. Anche vedo qua una cremina. Che Sì, cos'è? questo è un patè di Un funghi. patè di fungo. Va bene, grazie. Grazie a lei. Di Caltanissetta. Caltanissetta. Questo invece è l'astratto. Ah, qua già c'è degustazione. Allora, noi veniamo da Villalba, la nostra produzione si concentra principalmente sulla lenticchia, che ha una caratteristica di essere a seme grande, ha un elevato contenuto di ferro, è di colore verde come seme e soprattutto alla cottura, a differenza delle altre, non si sfalda, rimane perfettamente integra come in vedere. E poi un altro prodotto tipico della nostra zona è il pomodoro siccagno. Siccagno vuol dire che non è stato irrigato durante tutto il periodo che va dalla semina o dalla piantagione, in base a come si vuol mettere, fino al raccolto. Quindi non viene né irrigato, non ha acqua, ma soprattutto non ha medicinali che gli permettono di avere la maturazione tutto nello stesso periodo, e quindi questo ti permette di avere una qualità, un prodotto diverso. Come mai è venuta così bene, va? Perché la Coldiretti comincia a ritornare con la mentalità che aveva negli anni 60-70, quando comprendeva perfettamente che il rapporto con la terra era inscindibile e assoluto. Non che sia venuto meno questo impegno negli ultimi anni, tutt'altro, la Coldiretti è sempre stato un gigante, però devo dire che la comunicazione è stata di tipo diverso. Invece osserviamo da qualche anno un rilancio straordinario e questa è una cosa che fa tanto piacere. Dobbiamo ritornare alla terra allora, assolutamente no? sì. Assolutamente. Grazie onorevole. Siccome anch'io mi occupo del sociale, faccio i video, diciamo, ho promosso anch'io tipo ad esempio la pascia capusedda, cioè cose biologiche, diciamo, e niente. Ora, siccome sai il discorso quando ci chiedono i bonifiche, l'ambientalistiche, che ci chiedono i bonifiche, centinaia di bonifiche dell'amianto, quelle del petrolio, i fosfocessi, sì, i fosfocessi pure. Allora, è tutto del costo di miliardi di euro, giusto? Cioè, proprio cifra allucinante che esiste proprio due. Niente, a me mi basta un solo bonifico anche di 1.000 euro. Se no è meglio che fa 990, che così sì. No, perché sennò poi scatta 1.000 euro quello della finanza. Mi scusi, ma che cacocciolo sono questi? Non glielo so dire, non sono nostri. Cosa producete voi? Mozzarella di bufala. Mozzarella di bufala, siciliana? Sì, siciliana. Ah sì? Esiste la bufala siciliana? Ah, boh, va bene. Di dove siete? Nicosia, in provincia di Enna. E ditta, che ditta è questa? Caseificio Albereto. Caseificio Albereto. Mo. Noi abbiamo l'allevamento. Bene, e siamo ancora qua, sempre, vedete, palloncini sotto la matrice. Qua vedo che c'è un affollamento di donne, signore. Vediamo cosa, come mai c'è questo affollamento. Vediamo cosa. Ah, basilichi. Ah, qua vendono, ho capito. Va bene, ora ci sono vari tipi di basiliche, qua c'è la lamenta, come si chiama? C'è il prezzemolo, vari tipi, e questa chissà cos'è, lei sa perché chissà? Sarà qualche pianta, vabbè, qua
vari tipi di rosmarini, sicuramente queste cose. Ora come si libera vediamo se magari al ritorno, dai, al ritorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Qua mandarini con gli ossi. Naturale già. Giacullo. Certo. Se no non è giacullo. Certo. Allora, nel frattempo che si libera la signora coi fiori, mi dice lei... Principalmente produciamo pesca di Leonforte IGP. Pesche di Leonforte, siete di Leonforte? Siamo di Leonforte. Il prodotto di punta è la pesca di Leonforte IGP. In questo momento siamo fuori stagione, abbiamo le confetture di pesca. Ho capito. Oltre a questo abbiamo i legumi tipici di Leonforte, che sarebbero lenticchia nera di Leonforte. Una lenticchia molto più gustosa e molto più ricca di ferro, parliamo del 46% di ferro in più. Poi ceci nostrani, cecio pascià, la fava larga di Leonforte, questa è decorticata, lenticchia classica, mandorle e mandorle. E poi le tipicità siciliane, i nostri agrumi, l'arancia rossa di Sicilia. Va bene, ha dimenticato qualcosa? Ne avrei tante cose da dire, ma per il momento ci fermiamo qui. Grazie. Prego. Che stai prendendo? Cosa sta pigliando? Che formaggio è? Pecorino. Bello fresco. Maestro Serafino. Ma già do ciabro, Maestro Serafino. Oh, buongiorno. Come lei un pecorino non si piglia? Ma vedi quando sono che ci sono a giro? Non ci registra, Sì, siete registrati. Aspetta, allora, una bella iniziativa veramente. Una bella iniziativa veramente. Non si distraia, signor, non si distraia. Non si distraia. Va bene, io e lei, dai, una bella iniziativa veramente. A censura, ci metto a censura. Va bene, una bella iniziativa, dai, e basta. E che cava canto so? Sì, sono le bucce. Ah, ecco. Questo è il pistacchio. Mi dica. È al naturale. Noi veniamo da Bronte, dalla provincia di Catania e siamo produttori di pistacchio. Ho capito. Ah, proprio quello Bronte, quello famoso. Dice che so. Pistacchio di Perché è tritato questo? Ah, granella. Sì, è il pistacchio tritato. I cecchini sono i migliori frutti che ci sono. E questo invece è pesto di pistacchio. pesto di pistacchio. E queste cosa sono? Sono Biscotti col pistacchio mischiato. Sì. Qua ci sono i bambini che gli stanno, credo che li stiano non abbeverando, ma una sorta di... Allora, questi sono dei laboratori didattici per le scolaresche e le colleghe stanno spiegando il processo di trasformazione da frumento in farina. Ho capito. Viceversa, da quella parte stanno facendo l'esperienza sensoriale dei 5 sensi. Le altre due colleghe di là. Vado a chiedere, e venite da? Da tutta la Sicilia. Ho capito, no, dico solo voi, l'organizzazione, non è che dico lei. Le scuole sono di Gela. Le scuole di Gela. E voi invece di dove siete? Noi veniamo da Trapani, Palermo. Ah, ho capito, va bene, grazie. Francesco! Allora, queste sono delle belle piante aromatiche. Questo qua è no, questo no. Vediamo cos'è questo, Dora. Bravissima! Ho capito, è bendata. Rosmarina è bendata. E ha indovinato. Ha indovinato l'erbetta. Qual è la pianta di rosmarino? Bravissima! Va bene, grazie, si è capito tutto. Noi siamo l'azienda agricola Chiossai, sito Mirabella in Baccari, produciamo conserve, la materia prima è ovviamente coltivata da noi, di conseguenza rispettando poi i tempi di maturazione, la stagionalità dei prodotti, li trasformiamo, quindi produciamo conserve, produciamo confetture sia classiche ma anche gourmet da abbinare a formaggi, da abbinare a salumi, la salsa, e poi abbiamo una produzione di legumi come puoi vedere, di frutta secca e una pregiata produzione di zafferano puro. Ho capito. Il pane che prezzo è? Mezzo chilo. Mezzo chilo. La servetra.
Buongiorno, mi spiegate cosa producete? Noi produciamo principalmente grano. Grano, tumminia. Tumminia e simito, cui ha origine il pane nero di Castelvetrano. Il pane nero di? Di Castelvetrano. Composto 30% tumminia e 70% simito. Venite da? Castelvetrano. Castelvetrano. Va bene, grazie. Com'è? Ma cosa buone ce n'è? Soddisfatte? Vi piace? Ma come vuoi? Le cose buone lei, eh? Le cose genuine noi mangiamo. Questo in particolare cos'è? Questo è un pecorino secondo sale. A panna per signoro pecorino. Ah, secondo sale. Secondo sale. È un prodotto biologico, è buono. Lo capiamo che è buono, certo. Ma grazie. Contento di questa iniziativa, dico. Speriamo, sì, contentissimo. Almeno è una cosa buona per la città. Va bene. Ora però lo facciamo spiegare il pecorino che si sta mangiando lei direttamente al produttore. Al produttore. Io sono il consumatore. Esatto. Allora il produttore, come me le dici due parole a vostro favore? Cosa... Salve. Noi siamo un'azienda produttrice di latte intanto e poi trasformiamo anche il nostro latte in formaggi. Facciamo formaggi freschi e semistagionati e la nostra specialità è la pasta filata, ovvero sarebbe la vastella del Belice. La vastella? La vastella del Belice. Del Belice. Ho anche chiamato piddiato. Piddiato? Piddiato. Ok, 6D l'hai detto? Non mi Salemi. Salemi, va bene, grazie, ciao, buongiorno. Oh, guarda qua un'ala pera. Un'ala pera, non è un'ala pera chi? Cosa sa lei delle pere? No, io niente. Come niente? Va, ma facesse un'intervista sulle la pera. Me le solo mi mangio. Vero è che dice che se muoiono i lap poi muoiono niente? Ah, sa questa cosa? Lo disse a Einstein. Come sono sensibili io. No, dice che... Va bene, grazie. Ah, vedo qua, finalmente. Ce l'ho. Ma questi sono sciampi al miele? No, lo deve mangiare. Li dovremmo fare. No, per i capelli. E perché no? Così biodegradabile. Non puoi stare direttamente da doccia. Da tutte le parti. E come mi dici? Sì. Chi siete? Bravo. Io sono Marino, veniamo da Salemi, siamo produttori. Poi c'è mia moglie Deborah e stiamo cercando di far conoscere il prodotto. E purtroppo il miele è poco conosciuto, non c'è tanta cultura. Io poi non no, io ho fatto un accordo con un collega di Palermo, prendo le chiocciole, utilizzo stragola palla, poi faccio pure il caviale. Stavo con quello che dicevi era attinente. Mi emoziono. Se lo vuoi ripetere in 20 secondi, dai, a tuo favore. Sono un produttore di bava di chiocciola. La bava a cosa serve? Nasce come cosmetico antirughe, ma in realtà serve per psoriasi, dermatiti, macchie solari, smagliature, acne, perché riesce a rigenerare i tessuti cutanei. E oltre a produrre insomma bava di chiocciola, sono anche un produttore di caviale di chiocciola. Caviale di chiocciola sarà piccolissimo. Sono delle palline piccolissime che hanno un costo circa 2000 euro al chilo, più del caviale di Sorione. Ho capito, va bene. 6D l'hai detto? Trapani. Trapani. Io poi sapevo pure, aspetta, questa mi riprendo pure io. Sapevo pure un'altra cosa, che sai le induppate? Sì. Quelle induppate, sì, che sono verdi, no? Sì, quelle verdine. Che se le mangiavano vive, che esatto. però non va fatto, perché la bava è un gastroprotettore, quindi serve a curare ulcera e gastrite. Però non va fatto perché sono piene di batteri. Certo. Adesso per esempio nei centri estetici si mettono le chiocciole in viso, no? Cioè, dovrebbe... Anche quello non va fatto, certo, perché sono piene di batteri. Dovrebbe essere associato alla scienza, questa cosa, natura e scienza. Esatto. Queste sono credenze un po' antiche. Ciao. Arrivederci. Questi limoni sembrano più giarni dico, però dice che quando sono troppo colorate ci mettono un colore. Beh, dimmi allora, cosa produci? Questa marmellata di mandarino, ecco la bistumata. Marmellata di mandarino, limone, di limone, confettura di pera coscia e marmellata di arancia. Siamo un'azienda di Ribera, produciamo principalmente arance, ma ci dedichiamo anche a altri settori. Produciamo un po' di tutto, dalle marmellate a olio, arance. Va bene, grazie. Di Ribera, azienda agricola Massinelli? Sì. Ciao ragazzi, buon lavoro.
E niente, dai, ora qua dopo ci facciamo questa ultima e poi facciamo la seconda parte. No, aspetta che ne approfittiamo per registrare anche i politici, perché signor Sindaco, com'è? Ah, dai, mi dica due cose. Ciao Toto, devi farmi una domanda. Cosa ne pensa del fatto che c'è il pecorino, che si stanno cattando tutto il pecorino? Diciamo che è un'iniziativa importante anche perché valorizza i prodotti del territorio, non so se sono del territorio però... Sì, almeno del territorio Agrigento, c'è... Vabbè. È un'occasione anche per farli conoscere. E per i giovani, per i bambini ci sono molte scolaresche, poter raffrezzare, si parla tanto di economia a chilometro zero e quindi questo è importante proprio per evitare che vengano consumati dei prodotti che non sono del nostro territorio. Il Made in Italy deve essere necessariamente sostenuto, questa è una battaglia che fa la Lega e che comunque sosteniamo anche noi. Va bene, grazie per il contributo. Grazie a te. Ciao. Sì, dire che io Cristoforo Colombo non l'ha capito quando ne Arresta perché a che è venuta? Io ancora indagato. Indaga. Non si sa quando nasce, cioè dice che non è della nata. Io non ci credo a quello che scrivono sui libri. Sarà una che sui libri scrivono solo chi vince, chi perde. Certo, sì, su Yucar. Su Yucar, Cristoforo. Su Yucar. Ma scoprire America no. Ma c'è un discorso là perché si chiama America, Amerigo, gioco, cioè, ma io non prima Amerigo? Su Yucar. No. Amerigo. Allora, è che pensa che quando arrivava Cristoforo Colombo lo hanno insabbiato e c'è un altro. E lo sente italiano però su Yucar. Amerigo. Su Yucar, Cristoforo Colombo. Ti piace sta voce? No, dai, certo che mi piace. Vai a dire tu qualche cosa, dai, com'è bella, dai. No, la cosa è bella. Non so se è dell'opposizione, però è così giusto. È della Coldiretti e dell'Ene, quindi non è dell'opposizione né dell'amministrazione. Perfetto, se come ha cafuggiato do carnevale? È una cosa bruttissima quella che hanno fatto, perché non si è cafuggiato do carnevale. Una mostra che non ha nulla a che fare, è una campagna amica fatta dalla Coldiretti. Potevamo solo ringraziare e dare il patrocinio gratuito, ma inserirla col carnevale non penso che sono vestiti da carnevale quelli con i berretti già. Vabbè, basta, io dico e tu. Allora, ma ne scendo, dai, vabbè, cioè senza... Contrada Casalicchio, Cammarata, quindi zona di Agrigento. Venite qua. Vediamo, sculture di formaggio sono queste, Venite. Azienda Mangiapane, produciamo formaggi al latte crudo di vacca modoicana. È una razza autoctona della Sicilia, sono rimaste 2 o 3 aziende in Sicilia che hanno questa razza e producono formaggi con questo latte, perché questa vacca produce poco latte rispetto alle altre. Consideri che le altre producono 30-40 litri al giorno, questa ne produce 10-12. Quindi è il discorso della botte piccola, c'è il vino buono, esatto. Va bene, grazie, dai. Buongiorno, qualcuno mi spiega chi siete, cosa? Sì, dai. Lei che c'ha una TV, cosa c'ha? No, io c'ho YouTube. Magazzè è un'azienda che praticamente tratta bufale e maiali, soprattutto... Ah no, bufale tipo fake news? No, bufale reale, vabbè, in carne d'ossa. Sul territorio di Ragusa, quasi vicino a Santa Croce, contrada Magazzè. Poi considera che noi facciamo maggiormente mozzarella e anche dei formaggi, del salame, della carne di bufala. Va bene. Questi sono i nostri prodotti. Grazie. Grazie a lei. Come ragazzi, qualcuno si spiega?
Qualcuno si spiega? Allora, la nostra è un'azienda siciliana, un'azienda di Giarratana, nel Ragusano, che produce erbe aromatiche tipiche del territorio. Abbiamo il peperoncino rosso, il seme di finocchietto, l'origano, la maggiorana, il timo, una miscela buonissima di erbe aromatiche. Sono erbe tutte coltivate naturalmente, non facciamo un'essiccazione forzata, ma bensì è un'essiccazione del tutto naturale, quindi lontano da fonti di calore e da luce. Produciamo dello zafferano e da quest'anno la novità sono i legumi, ovviamente tutto siciliano, tutto non trattato, tutto non irrico, e i legumi è stata proprio perché dopo 4-5 anni andiamo a fare l'espianto delle varie coltivazioni e per arricchire il suolo abbiamo messo le leguminose, quindi in questo caso ci può fare. Grazie. Senti, ma la maggiorana è quella light o quella... Light, quella che va sui formaggi e basta. Light. Ciao. Signora o signorina, mi dica, si spieghi. Sì, le racconto. Cosa producete? Allora, questa è una produzione di pomodoro fatto a pachino, pomodori GP di pachino, nelle diverse tipologie, quindi abbiamo il ciliegino, il marinda, il datterino e il tondo liscio camone. Sono tutte produzioni nostre, siamo un'azienda di 15 ettari che produciamo in più naturale possibile, utilizzando comunque, non utilizzando presidi medici, utilizzando bombi e... Ah, i bombi, sì. Da noi si chiamano candubali. Ecco, da noi bombi si chiamano. Va bene. Il prossimo step però, signora, le consiglio di eliminare... La plastica, questa è tutta RE-PET, plastica. Sì, allora ho detto... Plastica riciclata, è scritto anche lì. No, ma io... Plastica riciclata, viene da impianti di riciclo autorizzati per alimenti. Qualcuno prima o poi glielo dirà. Certo, ma infatti ero pronta per questa domanda. Grazie signore. E qua, salame. E qua ci sono i mangieri, abbiamo visto i viveri, qua abbiamo i mangieri. Allora, com'è? Ti spieghi tu? Cosa ti devo spiegare? Cosa vendiamo? Sono dei prodotti di suino nero dei Nebrodi, che è una razza che viene allevata nei Nebrodi sul territorio messinese. È una razza autoctona e noi abbiamo un allevamento dove produciamo tutto questo ben di Dio. Siamo qui oggi a Gela, ma siamo anche presenti in altri mercati come Catania, Messina. Ma siete contenti voi, no? Vi piace qua? Sì, è una bella esperienza. No, perché vedo che ci sono i gelesi, ci sono. Sì, lo stiamo vedendo. Va bene, ciao, grazie. Va bene signori, va bene, poi facciamo la seconda puntata perché se no poi ci devo assare. Non è che voi purtroppo offerte ne fate poco, contributi, non contribuisce nessuno, a parte qualche grillino, c'è stato qualcuno, però dai, ragazzi. C'è una festa meravigliosa, venite, centinaia di bambini, colori. Non ti stramazzare però. Attenzione, è tutto basso qui, È tutto troppo basso per noi. Serve qualcosa di più alto. Venite, guardate che festa di colori che c'è qui. Cosa state facendo? Facendo un gioco con tanti bambini. Mamma, com'è andata? A posto, grazie. Vai! C'ha un fine questo gioco, Il fine è sempre l'allegria, il sorriso e non pensare alle cose brutte. Ogni istante che non si pensa alle cose brutte è un istante vissuto veramente. Questo è un anche di asilo. La Coldiretti propone formazione relativamente a quello che
vero? Sì. Ah, ecco. Ciao! Bravissima, hai visto come è diventata brava? Complimenti. Qua mettono le mani in pasta, mettono le mani in pasta, col terriccio, poi mettono il seme e poi crescerà una futura pianta. Valle Longa. Valle Longa. Dove? Abbiamo fatto un laboratorio con la pasta di sale, i bambini realizzavano anche delle mascherine, davano anche spazio alle loro inventive. Va bene. E produco molto di più, proprio perché posso produrre anche in maniera verticale, utilizzando queste luci. Immaginate dei grandi scaffali dove, non lo so, voi tenete magari a casa tenete le robe da mangiare, i vostri giocattoli, le scarpe. Immaginate questi grandi scaffali, quindi con i vari ripiani, in cui io in ogni ripiano ho un tipo di coltivazione diverso. Posso fare in uno le lattughine, in uno posso fare il basilico, e sono tutte cose che utilizzerete poi da mangiare per voi. Fondamentalmente questo poi è da cucinare, buonissimo. E come vedi è un basilico normale, perché i risultati sono dei prodotti che sono buoni tanto quanto quelli che crescono sul terreno. Com'è? Fobocultura? Come si chiama? Idroponica. Idroponica. Va bene. Come ti chiami? Fabio Boni. Ciao. Ciao, grazie. Dovete leggere i frutti che ci sono nei locali messi. L'ultima volta. Ciao. Cosa ha di particolare? È un coniglio biologico? No, non è biologico, è semplicemente, non è nemmeno da mangiare perché è troppo piccolo. Si chiama ermellino. Ah, questo è ermellino. Però è la razza. Ah, la razza. La razza si chiama ermellino. Cioè 60.000 euro una pelliccia. Ma non è di questa, ma no, di quell'altro. Vabbè, allora non è sintetico, eh? No, questo no. Va bene, ciao. Va bene, grazie. Io, se può fare qualcosa, se no niente, non lo scangello, non si preoccupi, vi promuovo lo stesso, grazie, grazie ingegnere, grazie, grazie.